allieve che sono cresciute con me, sono adesso al Corriere, hanno 35, 38, 39 anni, cioè questa generazione qua, quando li vediamo così preoccupati e qualche volta un po' spiazzati, quando vediamo ancora magari i nostri nipoti, adolescenti ancora, non dimentichiamo mai una cosa, che noi abbiamo una cosa che non ci porta via nessuno, che è il passato. Cioè noi comunque abbiamo vissuto le nostre vite, abbiamo avuto le nostre esperienze, abbiamo avuto le nostre delusioni, le nostre illusioni, i nostri ricordi. Questo è un tesoro inestimabile. Il futuro di un figlio di 30 anni, non parliamo poi di Agatha, però Agatha sta pensando a Bing il coniglietto, frega niente di questi dettagli, a Masha e Orso e Peppa Pig. E un trentenne o un ventenne ha un passato più breve e un futuro più lungo, naturalmente, ma che futuro è? E sarà un futuro di soddisfazione, quindi noi pensiamo sempre che le nostre vite saranno inevitabilmente più brevi, però abbiamo questo tesoro incredibile. I ricordi non sono un dettaglio, se uno non vengono idolatrati, usati come continui confronti, però sono una grande consolazione, che tu le hai avute. C'è una bellissima espressione argentina che me quiten lo bailado, vuol dire che provino a rubarmi quello che ho già ballato. Bellissima secondo me, che dà proprio l'idea, dice il prossimo ballo vediamo, ma provate a rubarmi, non mi ruberete quello che ho già ballato. Cioè le nostre vite, noi abbiamo ballato dalle nostre estati degli anni 70, i nostri ricordi di scuola di quel periodo, gli anni 80, abbiamo vissuto anche da adulti nuovi con i figli, gli anni 90 che era un periodo quasi incredibile di illusione collettiva, che la democrazia fosse il prototipo del futuro. Quella roba lì non ce la porta via nessuno. Un ragazzo di 30 anni se è intelligente, e sono sicuro che il 99% dei ragazzi se ne rendono conto, che futuro ci abbiamo davanti noi e per i nostri bambini piccoli. Ecco perché non sto rimanendo troppo serio? No, ma questa è una cosa importante, ci tengo a dirle. Il libro non è un libro triste, è un libro Lego, è un Lego, però non è un libro, non è uno stupidario. No, è un libro che